Ed eccoci, buongiorno, buongiorno sì, perché dalle 20 di sera alle 20:30, alle 8:30 di mattina, insomma, la differenza c'è. Benvenuti a 30 minuti, quindi ci siamo anche stamattina, iniziamo questo mese di febbraio, naturalmente diamo la possibilità a voi di seguirci ogni mattina, diciamo martedì e giovedì dalle 8:30 in poi. Noi lo scorso anno siamo andati in onda alle 20 di sera, quest'anno per esigenze di palinsesti, insomma, arriviamo la mattina ma ci siamo ugualmente, poi l'importante è esserci, no? Allora, io questa mattina insieme a me faremo un viaggio lontanissimo, insomma, ci inventeremo qualcosa perché parliamo di fantascienza, di solito noi siamo abituati in Calabria, facciamo questi sogni, ci è rimasto solo il sogno, no? Cioè, qualcuno parla della sanità, abbiamo i santi, dice lì che cosa hanno? Cioè, non sai, in Calabria ci sono i santi, no? E quindi praticamente ci affidiamo alla fantasia. Questa mattina ho il piacere di ospitare un regista, un autore, uno scrittore, insomma, chi più ne ha più ne mette, lui è cosentino. Graziano Misurache. Ciao Graziano, buongiorno, buongiorno, benvenuto, buongiorno come stai innanzitutto? Bene, grazie. Complimenti per un baffetto, insomma, sempre, molto sportivo. Molto, vabbè, comunque. Graziano, allora, io ho detto bene, viaggiamo nel tempo perché il tuo è il primo dei 7, 8, non so quanti saranno, poi ci dirai di questo libro, questa serie che hai lanciato ed è già in vendita su Amazon, se non mi sbaglio. Sì, è in vendita sulla... Si chiamano Le quattro facce di Ucronico Jack, cioè praticamente un libro di fantascienza. È il primo tuo, che sicuramente, so che tu ti sei avvalso di tante collaborazioni, poi ne parliamo più tardi. Ma cos'è Ucronico Jack? Chi è? Come nasce? Allora, Ucronico Jack è un personaggio che nasce perché volevo parlare di fantascienza in modo differente dal solito. Nel senso che in questa storia, che appunto come dicevi tu prima, è la prima di 7. Sì, lo so, 7, 8, non so se ne vai 8 o meno. Però, no, mi fermo a 7 perché... 7 questi, perché proprio 7? 7 perché è un numero legato appunto al tempo. Infatti, per esempio... Qui sono i viaggiatori, diciamo, del tempo. Sì. Ma Ucronico in realtà chi era? Allora, Ucronico viene da Ucronia, che è un ramo della fantascienza che si occupa di domande del tipo: che cosa sarebbe accaduto se, per esempio, i nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale? Allora chi scrive o dirige storie relative all'Ucronia si fa queste domande e poi dipinge questi scenari alternativi, di storia alternativa. Io volevo dire, Ucronico, sappiamo però è un Jack, questo Jack tuo praticamente. Questo Jack chi era? Come allora, nasce? Jack è una persona, come lo vuole, è una persona normale, era già all'inizio quando questa persona normale scopre di essere in realtà Ucronico Jack, è una persona che vive una vita di tutti i giorni, tranquilla, un matrimonio diciamo in corso di fallimento, se vogliamo. Ma quelli sono tutti così, sono tutti in corso, quindi sono tutti in corso sai bene che sta succedendo. Questo è il libro, se non mi sbaglio, vedete che ce l'ho anch'io qua, ma quante pagine? E sono quasi 500. 500 pagine, questo ecco, non so se riusciamo, eccolo qua, qui lo vedete, Ucronico Jack. Allora, le quattro facce di Ucronico Jack. Stavi dicendo, scusami, ti ho interrotto? Allora, lui all'inizio c'è Claudio, appunto, il protagonista, che è convinto di essere una persona normale, se non mediocre. Però poi, appunto, ci sono degli eventi che per prima cosa lo rimettono in riga, cioè gli dicono: guarda che tu hai una grandezza che è andata perduta, nel senso che ad ogni generazione, ogni volta che le persone in qualche modo tornano sulla terra, tornano in vita, si reincarnano, devono fare i conti con le vite precedenti. Allora il nostro... Quindi praticamente una sorta, dice, tu, ma è vero, sta una leggenda mitologica, una fantascienza. Allora, no, dice, uno, tu hai fatto male all'epoca il karma non è proprio così, cioè no, non è così. Non è tipo punizione, ricompensa. Chiaramente, essendoci un certo corso temporale tra un'incarnazione e l'altra, cioè quella che a lui gli viene detta essere la penultima, è nel 1200 in Spagna, quando lui praticamente era una sorta di monaco alchimista,
Lui. Sì. Mentre adesso nella vita di tutti i giorni adesso è un professore. Allora lui in quel caso lì scopre appunto... Ma lui è una persona normale, È una persona normale. è uno normale come posso essere io. Sì, quindi questa persona... È una persona normale ed è convinto di ciò, cioè lui infatti non riesce a porre fine al suo matrimonio, Sì. non trova un lavoro diverso perché è convinto in fondo che le sue passioni debbano essere quelle, cioè nel senso debbano essere passioni basse o addirittura quello che a lui più piace, in qualche modo lo deve tenere nascosto a se stesso. Lui poi scopre, nel momento in cui pian piano questa sua sorta di identità più grande viene fuori, che lui in qualche modo si è sempre, come dire, nascosto a se stesso. Sì. Ma questo Jack poi praticamente ha dei poteri in questo libro, cioè, che succede? Allora, combatte contro chi? Ecco, allora, ci sono sti alieni, ci sono questi vampiri alieni che Ecco, vengono chiamati gli alleati di Saturno. Sì. Gli alleati di Saturno cercano di provocare appunto delle ucronie, cioè questi sorti di cambi temporali lungo il tempo così come lo conosciamo io e te, come lo conosciamo tutti quanti, per far sì che mano a mano in qualche modo le persone siano sempre più addomesticate. Sì. L'obiettivo dei cattivi è quello di far sì che il Dio che gli umani in qualche modo pregheranno di qui a un futuro sia il Leviatano, che è una leggendaria creatura biblica maligna che appare nell'Antico Testamento, in alcune leggende, anche altri racconti di fantascienza. L'obiettivo che poi appunto Claudio scoprirà è quello appunto di far sì che... Claudio si chiama? Sì, nella vita di... Normale si chiama Claudio. Come Claudio Baglione, può essere come Claudio Baglione, magari no. Sapete che non ha quella verve... Quindi che è successo a Claudio? Allora, scopre con sgomento che lui appunto è chiamato a responsabilità molto più grandi di quelli che in un primo momento è capace o crede che sia degno di assumersi. Cioè, nel senso, viviamo secondo me in un'epoca in cui facciamo molta fatica a immaginare qualcosa di più grande di noi. Sì. Non tutti ovviamente devono essere chiamati a salvare il mondo, perché vabbè, questo è un romanzo di fantascienza, è una storia epica che si dipana nel corso dei secoli, dei mondi, addirittura degli universi, quindi in qualche modo serve anche per intrattenere. Però nel nostro piccolo, ognuno di noi in realtà nasconde dentro di sé qualcosa di molto più grande e fa fatica non tanto a farlo uscire fuori, ma a tenerlo, come dire, basso, cioè nel senso, in qualche modo ci vengono consegnate dagli altri e in apparenza dalla vita stessa delle ambizioni in realtà di basso conio, che non ci fanno onore. Senti, Graziano, ma questi sicuramente avranno anche una base. Loro dove erano? Su Plutone? Allora su Plutone, nel romanzo praticamente Jack scoprirà che la base dove è su Plutone. Su Plutone. Ecco. Ci si rifà un pochino alla fantascienza degli anni 50, perché adesso magari le persone faticano a credere che sia pure ampliando la mente. Ma qualcuno dice che sicuramente forse c'è vita, allora la vita c'è speranza. La vita c'è in realtà ovunque nell'universo, non magari la vita come la conosciamo, certo. Cioè nel senso esseri umani, animali, ma anche partendo da semplici microbi, da quello fino a forme di vita più evolute. La vita non si può arrestare. Quello che Jack scopre all'inizio è che la vita non può essere fermata sia da un punto di vista biologico sia da un punto di vista proprio di evoluzione della vita stessa. Gli alleati di Saturno in qualche modo fanno sì, cioè cercano di far sì che l'umano, che cosa bella che è l'umano, è qualcosa che non è né bestiale né divino, e proprio per questo è grande, pensi con una sorta di mentalità ristretta. Nel caso di Jack ovviamente non saper dire di no più magari a un matrimonio, a un lavoro che sicuramente non gli si confà, però lui in qualche modo crede che la vita alla fine sia tutto qui. Sì. Mentre in realtà
non può essere tutto qui, cioè, nel senso, dentro ognuno di noi c'è una grandezza nascosta, segreta. Senti, tu sei regista, anche autore, Sì. so che hai collaborato, hai dato questo film che ha avuto un grande successo a livello internazionale, che Io sono vera, è il film di Beniamino Catena, giusto? Sì, Beniamino Questo è è marchigiano lui, di dove è Beniamino? Lui è marchigiano, è un grande amico, ha fatto Squadra di Mafia, Doc, Rosy sì, lo Abate, so. grandi spot pubblicitari, Lo so che video per Battiato. sì, è molto conosciuto ed è bravissimo, perché più che altro poi questa storia che Io sono vera tratta di una bambina, se non mi sbaglio, Sì, no? è che è una- scomparsa e poi riappare di nuovo. sì, anche quella... E questa tua collaborazione com'è nata con lui? Allora, con Beniamino ci conosciamo praticamente da 82 30 anni. 30 Ah, anni, 30 30 anni. Ci conoscevamo da 30 anni quando praticamente avevamo 24-25 anni Sì. e all'epoca frequentavamo il Festival di Bellaria, Sì. che è il festival che insieme a quello di Torino Sì. ha dato voce agli autori quando muovevano i primi passi. Da Sorrentino a Maresco, Cinico TV, tutti erano passati da lì. per Bellaria e per Torino. Beniamino è uno di quelli che appunto è emerso subito lì a Bellaria. Siamo diventati amici lì perché E tu questa collaborazione con lui, con questa storia della bambina, che praticamente da quello Sì, che ho capito poi è scomparsa, c'era un professore, mi ricordo o meno, Sì, che era a scuola, poi si hanno preso con il professore, poi è scomparsa, poi è riapparsa di nuovo. riappare di nuovo. Cioè, nel senso che E che succede poi lì in quel caso? succede che praticamente quando questa bambina, quando riappare così all'improvviso, così come improvvisamente era svanita, riappare molto più grande di quello che dovrebbe essere, perché sono passati 2 o 3 anni dalla sua scomparsa. In realtà Ma questo abbiamo detto che è un film che è stato molto apprezzato anche è stato dalla molto critica apprezzato, internazionale. ha ricevuto una montagna di premi. A un sì. certo punto non riuscivamo più a tener conto dei premi vinti. Io sono vera. È su Prime, Su Prime, sì. c'è un bel cast, Vera da grande è Marta Gastini che ha fatto molto cinema, Sì. molte TV, i Borgia, insomma, Dario Argento, insomma. Il film praticamente era così, siamo stati tra virgolette non sfortunati, avremmo voluto ritirare tutti questi premi, ma all'epoca c'era Il Covid. il Covid era appena finito, diciamo. Sì, sì. Tant'è vero che si cominciavano a riaprire le frontiere, ma i premi più belli secondo me, che erano quelli in Corea e in Australia, non c'è stato modo, anche se già Andarci. qui si cominciava a girare senza mascherine, in qualche Sì. modo la vita ritornava, riprendeva, insomma. Insomma, Graziano, a questo sud noi abbiamo luminari nella medicina, abbiamo architetti, abbiamo ingegneri che sono un po' in tutto il mondo, no? Però qui non riescono ad uscire, abbiamo sempre difficoltà. Tu magari sei bravissimo nel tuo lavoro, con questa tua fantasia, ma a proposito, come nasce questa tua fantasia? Come è partito questa tua passione? Come è nata? Le passioni, appunto, uno in qualche modo se le ritrova, cioè nel senso Sì. che non se le puoi inventare. Cioè io non posso dall'oggi al domani dirmi sono Sì, appassionato. vabbè, voglio dire, 500 pagine, insomma, questo Allora, qua, 500 pagine perché quando ero ragazzino mi piaceva tantissimo leggere gli autori come Mario Puzo, l'autore del Padrino, Sì. oppure Harold Robbins, che era un autore di bestseller incredibili ambientati ad Hollywood, le grandi storie di fantascienza. E scrivevano questi mallopponi 4, 5, 600 pagine che si vendevano nelle edicole delle stazioni ferroviarie. Sì. Erano questi libri che praticamente sotto l'ombrellone. E tu invece è nata così questa tua Sì, passione? leggendo- leggevo queste storie. C'è una storia di Mario Puzo scritta dopo Il Padrino, che è I folli muoiono, ambientata a Las Vegas e ad Hollywood, Sì. che è tipo 600 pagine. L'avrò letta tipo 7-8 volte. L'hai Perché era letto così per- appassionante. C'erano questi personaggioni più grandi della vita che facevano saltare i tavoli al casino, spadroneggiavano ad Hollywood. Questo Harold Robbins è stato un grande maestro. E nella vita era anche, come dire, aveva una vita molto, tra virgolette, pericolosa e appassionante. Però ecco, sapevano portare sulla pagina queste esperienze e sapevano fartele rivivere. Ecco, questo è stato il seme che ha permesso poi di far germogliare
questa cosa qui, queste storie qui. Invece tu questa storia, tu questo libro che praticamente, ripeto, Le quattro facce di Ucronico Jack praticamente, è una serie, sono avventurieri, praticamente poi da qui nasce poi tutto Sì, il primo libro praticamente tu pensi è come che poi, il gruppo si ritrova si dopo ritrova. 800 anni, cioè dopo che hanno subito... Non lo vogliamo svelare tutto perché uno dice magari tu ci racconti tutto il libro, poi No, dopo no, ci sono magari allora, non è in vendita nelle librerie, ma io su Amazon. Quindi... fino a questo momento ho sfidato qualunque lettore non a capire, a percepire qual è il colpo di scena, i due colpi di scena. Ci sono i colpi di scena qua, sì? Sì, ce ne sono di pazzeschi praticamente. Sì. Ma perché con l'editor abbiamo lavorato 6 mesi. Guarda, ecco, io questo devo chiedere, come funzionano questi editor? Ecco, Amazon ormai diciamo c'ha tutto, insomma, parliamoci chiaro, Amazon ormai tu trovi anche le medicine, quindi voglio dire, trovi tutto, Amazon adesso anche i libri, i film, quest'editor come funziona? Allora, te l'assegnano loro direttamente? No, Amazon di questa cosa non si interessa. Compito tuo, in quel caso lì, se vuoi che il libro esca sul mercato in modo importante, professionale, che appunto sia degno appunto di essere pubblicato, letto, acquistato. E gli editori sono loro? Gli editori sono praticamente loro, ti fanno un contrattino, però praticamente a differenza delle case editrici normali, diciamo normali, l'editor e il grafico sono, diciamo, tra virgolette, compito tuo. Io ho trovato un editor fantastico che è Giulia, che è milanese, è appassionata, lei è appassionata di storie tipo più romantiche, quindi all'inizio dici... Avevo difficoltà? No, difficoltà no, era rimasta un attimo spiazzata. Poi in realtà si è innamorata tantissimo di un personaggio che è Idria, che sarebbe... Idria, qui dentro. Sì, è la ragazza che poi diciamo, è l'amore di Jack. Che poi è Jack che è Claudio praticamente. Sì, lei vedeva appunto questi personaggi femminili potenti, molto forti che sono nel libro, e grazie a questo è entrata nella storia. Frase per frase, parola per parola, abbiamo forgiato, perché il compito dell'editor è proprio quello, cioè l'editor ce l'hanno tutti. Ah beh, certo, è ovvio. Ce l'ha Stephen King, ce l'ha Bruno Vespa, ce l'ho io, cioè nel senso che tutti devono, perché serve uno sguardo esterno. Allora, quando tu fai un contratto per una casa editrice, l'editor ti viene assegnato dalla casa editrice. Certo. In questo caso, ovviamente, lo devi cercare tu. Certo. Lo devi cercare tu. Senti, Graziano, ma invece cosa mi vuoi dire di questa intelligenza artificiale? Perché poi qualcuno dice oggi praticamente la maggior parte scrivono, ormai sono tutti scrittori. Qua ogni giorno esce uno che scrive libri, dice qua mi alzo io, scrivo un libro domani mattina, grazie all'intelligenza artificiale. Secondo te questo è un bene o un male? Allora, l'intelligenza artificiale è praticamente la terza rivoluzione industriale che stiamo per vivere, nel senso che c'è stata la prima e la seconda che sono stati dal 700 in poi. E così come la prima con le industrie tessili, la macchina a vapore ha rivoluzionato tutto, la terza, che è quella di adesso, sarà grazie purtroppo all'intelligenza artificiale. Sullo scrivere un libro con l'intelligenza artificiale, il problema è questo. Poniamo il caso, questo libro tu adesso hai fatto su 500 pagine, sicuramente è una tua storia che poi usciranno anche gli altri. Però questo, una volta che è in rete, no? Sì. Tu pensi che lo possono prendere, l'intelligenza prende questo e lo può passare cambiando invece le quattro facce di Jack, Ucronico Jack, o può chiamare la faccia di... Ma questo lo può fare chiunque. L'intelligenza artificiale però in realtà non va a questo. L'intelligenza artificiale, se tu gli dici scrivimi una storia sui viaggi nel tempo, allora lui... Va a prendere un po' da tutte le domande. Si muove sulla base delle domande che tu gli fai. Mediocre è la domanda, mediocre è la risposta. Allora, chiedere semplicemente all'intelligenza artificiale scrivimi un libro gli devi dare i dati. Di fantascienza. Allora, lui ti fornisce una versione scadente, certo. Perché la domanda è scadente. Le domande che si fanno gli autori, gli scrittori appassionati, diciamo, un personaggio che abbia forza. Un personaggio che abbia forza deve avere grandi difficoltà e grandi problemi. Claudio praticamente ha dei blocchi tremendi
e deve affrontare dei problemi altrettanto tremendi per superarli. Sì. Perché... Senti, grazie, noi torniamo, allora ricordiamo le 4 facce di Ucronico Jack, lo trovate su Amazon, quindi vi invito a prenderlo perché sicuramente è appassionante per gli amanti della fantascienza, insomma, quindi questo è il tuo primo di 7, mi dicevi che ci sono, l'autore e il regista del Cosentino è nostro, Graziano Misuraca, che salutami Stefano, Mi sarà anche a Stefano, naturalmente salutiamo Stefano, lui è tutt'altra cosa, lui gioca, lavora in borsa, lavora con l'economia, tu invece sei andato sulla Luna, sugli alieni, Sui insomma, è un altro modo, anche se noi dobbiamo stare con i piedi per terra, ma noi in Calabria siamo pure, speriamo che arrivi anche una cosa dall'alto, no? È l'unica salvezza, questo è venuto detto, ormai dice sì, all'estero vanno fuori, questi nostri fanno tutti fortuna, qui da noi purtroppo ahimè abbiamo difficoltà a uscire in tutti i settori. Poi dice qualcuno la sanità, quello che là, noi abbiamo difficoltà un po' dappertutto, se a Milano c'è il Niguarda, noi qua andiamo di guardare San Francesco, no, qualche altro santo, perché è così. Noi ci auguriamo sempre di stare bene, io auguro sempre la salute, meno ci possiamo andare lì da quelle parti meglio è. Meglio è. Oppure ci dobbiamo trasferire su Plutone, su Marte, non lo so, ma tu pensi che c'è veramente, ci sono forme di vita? Tu che ne pensi, visto dalla tua esperienza? Ecco. Non so, questi viaggi che fai, no? No, la cosa è questa, secondo me c'è vita. Ci sono civiltà, ma non solo secondo me, anche secondo grandi pensatori, fisici. Ma c'è la NASA, questi fanno qualcosa, stanno registrando, però forse non ci vogliono dire niente. Tu ci andresti a vivere su Marte? Allora, su Marte probabilmente no. Cioè, ti piace Marte? No, non lo so. Dove? No, pianeti particolari, diciamo, del sistema. Mi piacerebbe incontrare civiltà di tipo diverso, come appunto accade nel libro, che Plutone diventa una sorta di spazioporto, nel quale le varie civiltà transitano, si incrociano e si trovano, è una sorta di zona franca che essendo ai confini del sistema. E invece la squadra sua di Jack, come era composta? C'erano parecchie. La squadra di Jack è composta sia da persone... Da quello che ho capito ci sono anche ragazze, ci sono sia ragazze giovani, se vogliamo, sia persone molto grandi, sia persone di altre civiltà aliene. Sì. Perché appunto la faccenda è questa: quando è che il karma chiama? Quando è che in qualche modo il destino, il progetto che in qualche modo ti riguarda, ti chiama e ti dice guarda che adesso è il momento che tu scenda in campo. A un certo punto un personaggio che si chiama Fenice, che non è umana, dice a loro, che sono riuniti lì in una sorta di riunione in cui appunto si fanno i primi accordi, gli dicono guardate che se voi non vi prendete la responsabilità di quello che andrete a fare, che questo poi anche nella vita nostra, no? Funziona anche nella vita in questo senso qui, forse in modo più metaforico. Se voi non affronterete queste difficoltà, non vorrete essere ucronici, potete anche tornare alle vostre vite. C'è anche la possibilità di tirarvi indietro, però di lì a qualche mese morirete e ricomincerete tutto quando fra 5, 6, 700 anni, quando vi reincarnerete. Nella realtà di tutti i giorni rinunciare ai propri sogni ti costringe a morire. Bravo. Nel senso che tu puoi anche negare a te stesso di essere un regista, un giornalista, un matematico, un professore, un atleta, un idraulico che non si trovano, falegname che non si trovano. Ci sono persone che magari nascono con la vocazione del falegname. Sì, bravo, no. Non è quello il fatto, è rifiutare la propria vocazione. Il daimon, come veniva chiamato dagli antichi regi. Tu puoi anche dire di no a ciò, non sei obbligato. Non è adesso. Puoi anche dire non è adesso che io entro in campo, entro in gioco, non è questa la vita, preferisco che questa sia una vita dove io gioco di rimessa. Senti Graziano, siamo giunti al termine, questa mezz'ora è volata, 30 minuti è volata e io ti ringrazio per essere stato insieme a me questa mattina, ricordi che siamo di mattina e buongiorno a tutti voi, quindi qualcuno si è preso un caffè o cosa, vi ho portato sulla Luna, su Plutone, su Marte, non so, con questo le 4 facce di Ucronico Jack, che troverete su Amazon, casa editrice Amazon, quindi il nostro autore e regista cosentino Graziano Misuraca. Ti lascio la telecamera per salutare la Calabria e gli amici. Grazie a tutti, prego. grazie per l'ospitalità.
E dille qualche altra cosa. Buongiorno. Andate, leggete leggete un libro. Vivete una vita appassionata e appassionante. Non mollate la presa, non giocate di rimessa, lasciate emergere quello che c'è di più grande in tutti quanti voi. Bravo, bravo Graziano. E questo è l'augurio che facciamo questa mattina con 30 minuti. Un abbraccio a tutti voi, ci ritroviamo, come ho detto, martedì e giovedì, questa volta di mattina. E una buona giornata da parte mia a tutti voi. Adesso c'è la pubblicità. Una felice giornata. Grazie Graziano Misuraca, autore e regista nostro calabrese. Ciao, Arrivederci. a domani.